Prima riunione del comitato di quartiere di Fontanelle. Poche le persone che vi hanno partecipato, malgrado i problemi che vive la frazione, non certo da oggi. Ma è forte il messaggio lanciato nel corso dell'assemblea dal presidente Vito Lauricella. In pratica, secondo Lauricella, bisogna attivarsi per togliersi di dosso l'etichetta di quartiere dormitorio, una cosa che poteva andare bene 30 anni fa, ma non adesso, con l'esistenza di strutture importanti come la chiesa, i negozi e la scuola. Ma dipende da ciascuno di noi, ha sottolineato il presidente del comitato, fare in modo che Fontanelle esca dallo stato in cui si trova. Nel corso dell'assemblea si è affrontato il problema dell'isola ecologica, ancora lì, malgrado le promesse di uno spostamento. Dovendo spostarla, sarebbe opportuno, secondo i cittadini di Fontanelle, scegliere una soluzione che tenga però conto della dignità degli abitanti. Si chiede insomma che il Comune in fatto di rifiuti si muova finalmente con la massima responsabilità, visti i precedenti con il centro raccolta collocato addirittura ai piedi della scalinata che porta alla parrocchia. Un assurdo mai visto. C'è dunque la volontà da parte del Comitato di Fontanelle, che è stato ribadito non ha appartenenze politiche, di farsi rispettare da chi ha il dovere di guardare il quartiere con l'attenzione che merita. I problemi sono tanti, ma l'importante è cominciare ad affrontarli seriamente con il coinvolgimento di tutti.